Riapre il Palacongressi di Agrigento dopo 10 anni di chiusura, grazie anche a un emendamento fatto nel 2016 dagli ex onorevoli Cimino, Fontana e Panepinto dell'articolo 10 che ha permesso che la gestione del Palacongressi passasse dal comune di Agrigento all'ente parco, destinando anche il 10% degli incassi dei biglietti e grazie a queste risorse si è potuto mettere in funzione l'importante struttura creata alla fine degli anni 70 grazie a un progetto dell'assessorato regionale al turismo che ha svolto finora per la città un importante punto di riferimento per lo svolgimento di tantissimi eventi. Un impegno notevole che ha impegnato il parco intensamente e devo ringraziare naturalmente i miei collaboratori e anche l'impresa, tutti quanti hanno avuto un ruolo attivo in questa avventura che si definisce felicemente. Devo dire, anche le istituzioni preposte al controllo e alle verifiche sono state molto disponibili, con i quali abbiamo avuto, diciamo, un ottimo rapporto di collaborazione. Il Palacongressi per noi può diventare una grande risorsa, sia ovviamente sul piano del turismo congressuale, abbiamo già 8 proposte di eventi da qua in poi. Dopodiché invece l'altra scommessa è quella di innervare questo luogo nel tessuto sociale di questa periferia un po' abbandonata. Ieri sera a inaugurare la struttura che coincide anche con l'inizio del 73esimo Mandorlo in Fiore, nuovo nome dato alla kermesse folcloristica che ha sostituito quello di Sagra, il vicepresidente della regione Gaetano Armao, il commissario Volpe e il direttore Parello, che hanno nel contempo firmato una convenzione con l'assessorato all'economia mirata a instaurare un nuovo proficuo e efficace rapporto di collaborazione tra il parco, ente gestore dell'immobile, e l'assessorato all'economia, proprietario dello stesso. È stata una scelta legislativa della scorsa legislatura che però trova oggi attuazione grazie anche all'impegno dell'ente parco che ha già fatto un primo intervento che ha reso fruibile questa bellissima struttura e soprattutto a quello che si farà insieme, in una sinergia che sarà suggellata da un accordo che oggi viene sottoscritto tra l'assessorato all'economia e il Dipartimento delle Finanze e l'ente parco, con la collaborazione anche dell'amministrazione comunale che è parte integrante di questa iniziativa di valorizzazione del territorio. Io penso che attraverso questa straordinaria struttura si può finalmente puntare alla destagionalizzazione dell'offerta turistica di Agrigento e soprattutto si deve puntare ad una sinergia tra questa struttura di proprietà regionale e l'altra struttura straordinaria di proprietà regionale che si trova a Sciacca, parlo del Teatro Samonà, un'altra struttura importantissima che insieme a questa può veramente fare la differenza nella destagionalizzazione dell'offerta turistica della provincia di Agrigento. Ma è un traguardo atteso, tra le cose che bisognava riaprire nel 2015 c'era la piscina, ricordo c'erano i campetti sportivi, c'era il Palacongressi e anche questo dopo ormai sono passati 3 anni quasi dal 2015 si riapre, un asset che non poteva che riaprirsi in un tempo che per noi è buono per la nostra città, perché è il tempo in cui il 2017 ci ha raccontato che Valle dei Templi supera per flussi turistici il teatro antico di Taormina, quindi impensabile 10 anni fa pensare che Agrigento riuscisse ad avere un traguardo così importante in termini di flussi turistici.